Un flash mob di fronte all'ospedale di Gemona è stato organizzato oggi dai comitati che si battono contro le disposizioni contenute nella riforma sanitaria regionale. I dettagli in diretta da Udine da Giuseppe Liani. Sì, una manifestazione per ricordare la data del 2 ottobre del 2014, quando il Consiglio regionale approvò la riforma della sanità voluta dalla Giunta presieduta da Deborah Serracchiani. Una manifestazione organizzata dal coordinamento dei comitati a difesa dell'ospedale San Michele di Gemona del Friuli. Un provvedimento, sempre secondo i promotori della manifestazione, che avrebbe penalizzato le zone periferiche della regione, in particolare la montagna e la pedemontana, con la ventilata trasformazione degli ospedali di Magnago, Cividale del Friuli e appunto Gemona, in presidi ospedalieri per la salute. L'inevitabile riduzione di reparti, specialità e servizi avrebbe immediate conseguenze sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, lamentano i comitati, in particolare in una zona a grave rischio sismico dove l'unico ospedale di Gemona del Friuli è l'ospedale di Gemona del Friuli è l'unica struttura completamente antisismica. I comitati hanno annunciato la loro presenza lunedì prossimo durante la riunione della terza commissione in cui si discuterà il piano per le emergenze che dovrebbe prevedere l'ulteriore taglio di un'ambulanza proprio sul territorio del gemonese, Trieste. Continuiamo col mondo del lavoro.